Benvenuti tifosi del Napoli. Lasciate un mi piace al video e iscrivetevi al canale per rimanere aggiornati sulle notizie del nostro amato club. Forza Napoli sempre! Thiago Gabriel, leccese, è nel mirino del Napoli per un posto in difesa. Giovanni Manna vede nel difensore portoghese, classe 2004, una soluzione dopo l'infortunio di Alessandro Buongiorno, ma la richiesta del Salento di 20 milioni di euro sta ostacolando le trattative. L'emergenza in difesa sta costringendo il direttore sportivo del Lecce ad agire con urgenza. Secondo la Gazzetta dello Sport, Manna ha intensificato le trattative per trovare un difensore di qualità. Buongiorno potrebbe rimanere fuori dai giochi per 5 mesi e anche Sam Beukema sta affrontando problemi fisici. Il Lecce sa di avere un giocatore di valore e non sottovaluta l'importanza del suo difensore. Thiago Gabriel è un prospetto interessante per diversi motivi. Nella scorsa stagione ha collezionato 37 presenze con il Salento, segnando 2 gol e affermandosi come un elemento chiave della difesa del Lecce. Le qualità fisiche e la personalità del difensore portoghese stanno attirando l'attenzione degli osservatori del Napoli, che apprezzano anche la sua capacità di leggere il gioco. Il Napoli non ha puntato tutto su un unico obiettivo. Federico Gatti e Oumar Solé sono ancora in trattativa. Tuttavia, Thiago Gabriel ha guadagnato terreno nelle preferenze di Manna, principalmente per una ragione tattica. Essendo minorenne, potrebbe essere inserito in rosa senza occupare posti riservati a giocatori extracomunitari. La questione economica rimane centrale. Il Lecce non accetterà meno di 20 milioni di euro, cifra che il Napoli sta valutando attentamente. La decisione di lanciare un'offerta decisiva nei prossimi giorni dipenderà dalla sostenibilità finanziaria dell'operazione da parte del club partenopeo. Le prossime 48 ore saranno cruciali per stabilire se le trattative si intensificheranno o se il Napoli continuerà a esplorare altre alternative per rinforzare la difesa. Qual è la tua opinione, tifoso del Napoli? È un buon nome per Napoli? O no? Voglio sapere la vostra opinione nei commenti. Mettete mi piace al video e iscrivetevi al canale. Forza Napoli sempre!